Ed eccoci qua, perché siamo pronti anche col microfonino. Mi ha concesso ieri niente. Ed è... Ah, that's fine, that's fucking cool. Allora, ciao, come va? Ho fatto un piccolo riposino in quel di Roma, ci sono un sacco di magliette di Dybala in giro. Ho visto anche una di Lukaku dell'epoca e Lukaku torna in questo video perché mi sono preso un po' di appunti. E c'è anche una maglietta di De Bruyne, sai, sulle bancarelle, quelle là false. Questi sono gli argomenti all'ordine del giorno. Sono un po' di cose. Allora, si parte dal fatto che Allegri porta ritardo. Chiariamo su questa cosa qua perché c'è sta un problema di buona uscita. E io l'ho scritto su Twix, c'è quel minimo di speranza. Lascio lì così. Perché lui dice lui è disposto anche a rimanere fermo un anno. Ma come? Non ho capito su quale base Allegri può chiedere un tipo di buona uscita. Cioè, prima di tutto non hai fatto. Cioè, dice, oh, io ti ho portato in Champions, alla fine tu mi hai licenziato. No, non li hai portati in Champions. Sei stato licenziato, ci deve essere scritto sul contratto. In caso di licenziamento, questo e questo e questo. Se non prendi un'altra squadra, ovviamente ti dobbiamo pagare. Se invece prendi un'altra squadra, quella cosa cade. Poi la buona uscita, che cosa? Quindi questo è un argomento per me oscuro, che non capisco. Non capisco anche quell'andirivieni che si è fatto con Italiano. Dice Italiano ci ha fatto aspettare un attimo. Poi nel momento in cui si è liberato dal Bologna, che ha preso subito tedesco, il Napoli no, su Allegri. Vabbè, questo però dovrebbe essere, non credo che ci saranno ribaltoni, a meno che di grandi cose. Oggi è stato beccato dove ho postato la foto di De Laurentiis con Conte a Ischia, belli insieme, in barca, che sono sereni. Questo ve l'avevo detto però, che al di là di come andrà a finire il rapporto resterà e non ci sarà un momento di brutta uscita, nel senso di schermaglie comunicative, di frecciate. Se vogliamo, le frecciate a livello facciale, proprio di mimica, le ha fatte più Conte mentre De Laurentiis prendeva le sue tangenti e parlava in conferenza. Ma i rapporti sono rimasti serenissimi e qualcuno spera pure, vabbè, ma non esageriamo. Allora, sul piatto un po' di nomi di mercato. Vi avevo detto nell'ultimo video che sarebbe uscito il nome di Chiesa, puntualmente, non ci fanno aspettare, lo fa Tutto Sport e dice Chiesa, il Liverpool lo ha offerto tutte le volte, anche con o senza Allegri tutte le volte, Chiesa tutte le volte. Era uscito anche il nome del Como per Chiesa, non capirei, pure far ridere, però può essere che al Como accosteranno dei giocatori anche un po' più di esperienza per fare la Champions in un certo modo. Poi il discorso dei portieri, voi lo sapete io come la penso su Milinkovic-Savic e su Meret. Per me sono due portieri quasi equivalenti. Io preferisco 51 Milinkovic, la mia preferenza 51 Milinkovic-Savic, 49 Meret. Per me non sono dei portieri che fanno danni, non sono dei portieri incredibili che ti spostano un campionato, nessuno dei due. Però io me li sono tenuti con grande gioia entrambi e adesso però si dice Milinkovic-Savic non è incedibile se arrivasse un'offerta. Questo mi apre una riflessione un po' più profonda per quanto riguarda Meret, perché secondo me, o almeno nei piani di Conte, non so se nei piani della società, c'era questa idea di mettere Milinkovic-Savic, trovare una soluzione per Meret, andare avanti con Savic e poi prendere un altro portiere da affiancargli. Se adesso esce questa roba di non è incedibile, la mia prima idea è che forse è difficile da cedere Meret, soprattutto dopo quello che è successo. Le voci restano, poi se si devono fare i discorsi in tribunale sono cose lunghissime. Io non vorrei che diventa difficile. Teniamo presente i nomi dei procuratori quando ci sono queste cose in giro, perché potrebbe essere non facile piazzare Meret e a quel punto potrebbe essere più facile piazzare Milinkovic-Savic. Quindi sotto questo punto di vista non mi fa impazzire la situazione. Si è parlato di un nome che è Kovar, è un portiere di cui io so zero,
che il Napoli sta seguendo, perché comunque ne dovrà prendere un altro. Io vi faccio un altro nome che mi arriva da Spiffero, che non è uscito ancora, e se poi esce, l'avete sentito qua il commento, Penders, Mike Penders, senza andare nel dettaglio. Se poi esce entriamo nel dettaglio, quindi un nome volevo fare che non era uscito ancora. Ci dobbiamo divertire, il mercato è troppo presto per parlare di mercato, di nomi che sicuramente succederanno, è troppo presto, quindi ci dobbiamo divertire trovando anche degli sfizi personali, farvi un nome che non esce. L'anno scorso ci siamo divertiti non poco, no? Per esempio, se vi faccio il nome di Mika Götze l'anno scorso e quest'anno esplode proprio in termini di gol e assist oltre che di giocate, è una soddisfazione che mi prendo. E quando voi mi scrivete in privato di quei pochi pupilli, perché io faccio pochi nomi, non li faccio tutti, e quei pochi pupilli che poi fanno bene, è una soddisfazione. Parliamo di calcio alla fine. È riuscito anche il nome di Singo, teniamolo presente perché potrebbe essere. E per quanto riguarda i difensori si insiste su Ghila, che è un altro dei miei preferiti. Ci sono parecchi video con Ghila in copertina su questo canale, non a caso. Scadenza giugno 27, quindi potrebbe la Lazio voler monetizzare. Dobbiamo capire se la Lazio va completamente in smobilitazione, che adesso Gattuso, ma pure ho letto di un mercato che potrebbe essere a costo zero, quindi quello che esce quello possono spendere. 50% va al Real Madrid di quello che pagano. Si parla di una valutazione di 30 milioni, probabilmente a 25 si potrebbe chiudere. Ne ha parlato Romano, ne ha parlato Di Marzio, ne ha parlato Pedullà, quindi ne hanno parlato tutti. È una cosa secondo me credibile, solo che buongiorno, hai speso quello che hai speso, Beukema hai speso quello che hai speso, ai Rachmani non vorrei dover rinunciare ai Rachmani perché poi diventa affollato il reparto, e quindi teniamo presente questa cosa qua. A me Ghila fa impazzire sotto tutti i punti di vista, quindi mi piacerebbe moltissimo. Poi vice di Lorenzo è un argomento che se ne parla da un po', e io vi dico, sono usciti questi due nomi, dovete guardarmi bene perché poi in privato uno sa. È uscito il nome di Valinic, è uscito il nome perché Vali sono io, Valerio Nic, Valinic, e mi piace per il nome, non lo conosco bene, però teniamolo presente. Poi c'è questo nome che si fa, è Dodò, quindi sono questi due nomi che stanno girando da parecchio tempo, due nomi, uno e due, e l'altro non si nomina, non si affronta nemmeno il discorso perché non lo posso fare, e vale quello che ho detto per Greenwood l'anno scorso. È possibile che c'è un solo tipo di profilo che è assolutamente contestabile, che può creare delle problematiche che vorrei non avere nella mia squadra? Sono due i nomi per il vice di Lorenzo, e pensiamoci bene, dovrebbe ritornare anche il nome di Guallu, quindi diventerebbero 3. Questo cerca, chi mi capisce, il resto mi scrivete in privato perché non posso proprio, è proprio una questione di io che poi torno lì e adesso sto a Roma, posso fare, però poi dopo diventa ok. Luca e Lukaku via, così ci dice il Pedullà. KDB adesso si dice di offerte dall'America, me lo porto io, me la vedo io. Là è una questione molto triste se si deve rinunciare anche a Kevin per una questione di prospettive anche di gioco. Il discorso lo ha fatto bene anche Mimmo Carratelli, là il maestro veramente del giornalismo, che dice bene, dice Kevin era entrato in maniera perfetta, in punta di piedi, dicendo devo adattarmi io al vostro calcio, sto qui per imparare, senza fare così poi bello e buono, no, se ne dai perché dobbiamo giocare meglio. C'è qualche passaggio che non funziona, se ripeto come l'ho scritta io, se questa è una exit strategy per poi dire nemmeno Allegri mi va bene, perché Allegri è meno di Conte come proposta di gioco, proprio in termini proprio di quello che abbiamo visto col Milan, diventa complicato. Si continuerà a parlare di Rabiot, via Elmas, via Rabiot, l'importante è che mi facciate un bel rinnovo a McTominay,
per favore, un bel rinnovo per Scott che deve diventare il nostro capitano, va in giro col cornetto azzurro nella sua nazionale e quel cornetto lo sta proteggendo, perché poi Gilmour, l'avete sentito, che deve saltare almeno 2 mesi, quindi salta il mondiale. Quindi Allegri questo, abbiamo penso coperto più o meno tutte le situazioni che sono uscite oggi, ce ne saranno altre che mi potete dire nei commenti. Gino, questo è Gino a Filadelfia, il Gino Cheesesteak, invece no, vado a Trastevere perché mi aspettano cose tipo carbonare, tipo matriciane, devo fare tutte le cose, anche la pinza può andare bene. Dybala, mi piglio la maglietta di Pisilli, che poi comunque a Roma qualcosa a livello di mercato lo dovranno fare, e lì si ricollega a quello là che ci ha eliminato pure della Bosnia-Herzegovina, quel folle. Ma dove li mettiamo? Tutti quelli là poi talentuosi, perché dici pure no, Neres potrebbe tornare a Benfica. Sarà una lunga estate da Roma. Valerio Fluido e tutto, vi abbraccio e vi bacio. Vado a fare le cose importanti, cioè strafocarmi perché quando uno sta in Italia bisogna approfittare.